Incontra una prostituta nell'appartamento di lei in centro a Udine, poi la colpisce al volto con una bottiglia e la sfigura provocandole tagli e lesioni permanenti. La polizia ha arrestato un ventenne. Comitato per la sicurezza, attesa per domani la decisione sull'impiego di un mezzo militare che dovrebbe fare la spola tra la Cavarzerani e Borgo Stazione a Udine. Primi risultati dei controlli intensificati nel fine settimana. Sanità, infrastrutture, caro energia. La conferenza delle regioni stila la lista delle priorità per il nuovo governo. I presidenti Federica e Zaia chiedono all'esecutivo Meloni di partire con il passo giusto. Attesa per domani l'eclissi di sole visibile per l'ultima volta in regione nel 99. In Friuli Venezia Giulia il fenomeno sarà più evidente che in altri territori italiani. C'è solo da sperare nell'apertura di uno spiraglio tra le nuvole. Una sconfitta contro il Torino non può far rumore, bisogna essere sinceri e realisti e pensare a quali erano le aspettative prima dell'inizio del campionato. Così Maurizio Domizzi, l'intervista a Bianconero XXL. A tutti voi buonasera, ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli che apriamo con la cronaca. Ha contattato telefonicamente una prostituta, ha preso con lei un appuntamento e una volta arrivato a casa sua in centro a Udine con una bottiglia l'ha colpita violentemente al volto, sfigurandola, procurandole tagli e lesioni permanenti. La polizia ha arrestato un ventenne. Ha colpito ripetutamente la testa una prostituta, procurandole con una bottiglia di vetro diversi tagli e ferite al volto permanenti. Un ventenne italiano è stato arrestato dagli agenti delle volanti della questura di Udine. Il giovane, dopo l'aggressione apparentemente senza motivo, si era dileguato con rapidità dall'appartamento della donna per raggiungere l'abitazione del padre. A casa del genitore i poliziotti hanno trovato, mettendoli sotto sequestro, le scarpe e gli abiti ancora sporchi di sangue. L'episodio si è verificato giovedì notte in centro a Udine, ma la notizia è trapelata soltanto oggi, dopo che il GIP ha provveduto alla convalida dell'arresto. Il giovane, dopo aver concordato l'appuntamento, si era recato nell'appartamento della donna. Convinto che non ci fossero altre persone, l'aveva colpita più volte al capo con una bottiglia di vetro che aveva nascosto sotto i vestiti. A dare l'allarme era stato un coinquilino della donna, insieme ad un neturbino allertato dalle grida della ferita che sanguinava copiosamente a causa di diversi tagli al labbro, alle guance e al capo. Il ventenne è stato presto identificato grazie alla descrizione fornita e all'esame dei messaggi che si era scambiato precedentemente con la donna. Da qui l'arresto e la conseguente convalida. Rimane alta l'attenzione a Udine sul tema sicurezza. Domani la riunione del comitato a Udine, in occasione del quale sarà presa una decisione rispetto all'impiego di un mezzo militare che dovrebbe fare la spola tra la ex caserma Cavarzerani e Borgo Stazione. Non ci saranno checkpoint disseminati in città, ma la richiesta partita dal comune di Udine di schierare l'esercito per garantire sicurezza in Borgo Stazione potrebbe presto avere una prima risposta. L'ipotesi sulla quale si sta ragionando è quella di un presidio mobile, un mezzo militare, che faccia la spola tra la ex caserma Cavarzerani di via Cividale e la zona della stazione. Se e quando la camionetta dell'esercito inizierà a sorvegliare il territorio sarà deciso domani in mattinata in occasione della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza convocato dal prefetto di Udine Massimo Marchesiello. Nell'occasione sarà fatto anche il punto sui controlli specifici del territorio concordati in occasione della precedente riunione del comitato venerdì scorso, dopo l'ennesima rissa tra stranieri avvenuta in Viale Leopardi, durante la quale era rimasto ferito un agente della polizia locale. A quel tavolo lo stesso prefetto aveva chiesto alle forze dell'ordine maggiore attenzione sul territorio e dunque una stretta dei controlli, in particolare su Borgo Stazione, tenuto conto delle preoccupazioni e anche delle lamentele dei residenti nel quartiere. Domani si valuterà dunque quando e con quali modalità far scendere in campo il presidio mobile. La pattuglia potrebbe essere dislocata da Palmanova, dove attualmente è impegnata nei controlli ai caselli.
Come si diceva, è tempo anche di bilanci dei controlli effettuati nel fine settimana. In carcere, grazie anche al fiuto dei cani antidroga, è finito un 22enne afghano trovato nella zona di Borgo Stazione in possesso di 86 grammi di hashish e sorpreso all'interno del sottopassaggio ferroviario mentre era intento alla vendita. Modiche quantità di stupefacenti sono state trovate in possesso di altri 2 connazionali. Una quarta persona, già destinataria di foglio di via, è stata trovata nel quartiere delle Magnolie e quindi denunciata. Nel complesso sono state 182 le persone identificate e 17 gli esercizi pubblici controllati. Analoghi controlli si susseguiranno nei prossimi giorni. Proseguono anche le attività coordinate di controllo sul territorio garantite al prefetto dai carabinieri del comando provinciale di Udine. Oltre 150 persone sono state identificate, è stata svolta anche l'ispezione di 48 veicoli, 21 persone sono state sottoposte all'etilometro e in un caso i valori riscontrati sono risultati superiori al consentito, con conseguente ritiro della patente e sequestro del mezzo. Sono stati controllati anche 8 esercizi pubblici con l'accertamento di una violazione di carattere amministrativo. Ancora cronaca, un ragazzino di 15 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un'auto mentre stava attraversando in bicicletta Viale Trento a Fiume Veneto. È accaduto ieri sera. Le cause dell'incidente sono al vaglio dei carabinieri. Alla guida dell'auto, una Opel Astra, c'era un giovane che si è fermato a soccorrere il ragazzino sbalzato in avanti di vari metri. Sul posto sono poi giunti i vigili del fuoco e un'ambulanza che ha trasportato l'adolescente all'ospedale di Pordenone, dove è ricoverato in gravi condizioni. Un 27enne italiano è stato arrestato per violenza sessuale a Milano, vicino all'uscita della metro di Piazza Duomo. È successo ieri dopo il palpeggiamento avvenuto ai danni di una 14enne friulana in trasferta nel capoluogo lombardo con il padre, un imprenditore della Bassa Friulana. Dopo le urla dell'adolescente, il 27enne è stato inseguito e fermato dal genitore della giovane che, una volta raggiunto lo sconosciuto, ha chiamato e atteso l'arrivo del personale dell'ATM e degli agenti di polizia. Poco dopo i fatti, sempre a Milano, è stato fermato e tratto in arresto anche un secondo giovane, un 30enne italiano, che sempre nella stessa zona aveva molestato una ragazza di 24 anni. Ed ora la politica, sanità, infrastrutture, caro energia, questi i temi principali sui quali oggi ha posto l'attenzione la conferenza delle regioni, temi che dovranno essere affrontati al più presto dal governo Meloni. Unanimi le richieste dei governatori Fedriga e Zaia. La conferenza delle regioni ha indicato in modo compatto le richieste dei governatori al nuovo esecutivo Meloni. Il presidente Massimiliano Fedriga ha raccolto le istanze dei colleghi, pronto a farsi portavoce a Roma. Abbiamo mandato un dossier su tutti i temi, soprattutto quelli più caldi ovviamente, che le regioni hanno affrontato in questo periodo. Tutte le commissioni della conferenza sono state coinvolte, quindi un riassunto di tutti i temi, ovviamente prima di tutto quello sanitario, che è un tema molto caldo, ma c'è anche la questione energia, la questione trasporti con l'aumento dei costi, soprattutto sul TBL, insomma un inquadramento generale sulle necessità dei territori. È stato votato all'unanimità il documento, quindi continuiamo sulla via dell'unità delle regioni, perché penso sia quella che rafforza i territori e penso possa essere anche utile al governo avere un interlocutore forte. Anche il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha ribadito che il governo deve fare in fretta. Si metta mano subito a un provvedimento che vada a calmierare quello che la guerra e il Covid ci hanno lasciato come eredità. E sto pensando al caro bollette e alla congiuntura negativa che c'è. E dall'altro ovviamente diventare territorio di riferimento, non siamo più periferia dell'impero, abbiamo un governo che condivide la nostra stessa sfida di colorazione politica e di visione. Prioritario il tema delle infrastrutture, soprattutto a nord-est. Non c'è un centesimo da parte di Roma sulla terza corsia, 500 milioni di euro che diventeranno 750 con tutti i casini delle materie prime, se li paga direttamente a Nuco che abbiamo fatto, e ce li paghiamo in virtù di una nuova concessione e quindi della proroga, e ce li paghiamo dopo non poche traversie dal punto di vista burocratico.
I presidenti Zaia e Fedriga erano oggi a Pordenone, dove CISL di Friuli, Venezia Giulia e Veneto si erano riunite per affrontare in un convegno il futuro dell'economia del Nord-Est alla presenza del segretario nazionale Luigi Sbarra. Al centro dell'attenzione del sindacato il capitale umano, la Fondazione Nord-Est. In Europa non siamo più ai vertici. Lavoro, occupazione e lotta alla crisi energetica. Il convegno che a Pordenone ha unito la CISL di Veneto e Friuli Venezia Giulia ha mandato messaggi chiari per quello che è un territorio vitale per l'economia italiana. I territori del Veneto, del Friuli hanno, simmetrie molto forti, filiere produttive, un tessuto economico che merita di essere rilanciato, rafforzato, soprattutto in questa fase di transizione digitale, ambientale, ecologica, industriale, che richiede più investimenti sull'innovazione, sulla efficienza, sulla produttività, sulla qualità di processo e di prodotto e soprattutto sul capitale umano. Noi dobbiamo fare grandi interventi sulle politiche attive, sulla formazione, sulla crescita delle competenze per dare valore ad territori che hanno ruoli di eccellenza nel sistema economico e produttivo nazionale. Al convegno del sindacato hanno preso parte i governatori del Friuli Venezia Giulia e del Veneto e sono state affrontate luci e ombre da parte della Fondazione Nord-Est. Continuiamo a essere certo regioni di testa in Italia sicuramente, però poi il confronto con le regioni più dinamiche in Europa non è positivo. Su molti di questi indicatori, il primo sicuramente è quello del rallentamento, che è quella che una volta chiamavamo la locomotiva del Nord-Est, che sì, continua a correre, ma ci sono altre locomotive in Europa che corrono davvero molto più velocemente. Questo è il vero problema, cioè il ragionamento è dire come si fa a riguadagnare quella velocità che ci porta in linea con le regioni più dinamiche in Europa. Questo è un po' il ragionamento dal quale siamo partiti. Il capitale umano è una di queste dimensioni. Crisi dell'automotive, carenza di materiali, elevati costi dell'energia inducono le aziende a chiedere di attivare ulteriori procedure di cassa integrazione, come nel caso dell'Automotive Lighting di Tolmezzo. C'è anche però chi sfrutta i periodi difficili per formare il personale e prepararlo alle nuove sfide, come nel caso di ABS. Vediamo. L'incertezza del mercato su tutto il settore dell'auto induce l'Automotive Lighting di Tolmezzo a chiedere ancora un periodo di cassa integrazione. Lo riferisce Giorgio Spellat della Wilmewil di Udine dopo l'incontro con le RSO aziendali, al quale farà seguito un confronto con la direzione per analizzare le criticità e ufficializzare l'avvio della procedura fino al 17 dicembre. In questo periodo l'Automotive sta usufruendo dello strumento mettendo in cassa integrazione una trentina di dipendenti al giorno dopo aver lasciato a casa tutti i 150 lavoratori con contratto di somministrazione a scadenza. Nelle aziende si sta navigando a vista, spiega Spellat, come nel caso delle Acciaierie Venete a Buia, dove dalla primavera scorsa i 68 lavoratori rimangono a casa periodicamente per intere settimane. L'azienda buiese è quella che in provincia di Udine sta usufruendo maggiormente dell'ammortizzatore sociale. Alla Pitini d'Osoppo la cassa integrazione è stata utilizzata solo nelle lavorazioni a freddo e in ABS le difficoltà legate ai cali produttivi sono compensate con la formazione dei lavoratori che hanno modo di conoscere anche il funzionamento di reparti diversi rispetto a quello in cui sono abituati a operare. L'azienda approfitta dei momenti difficili, conclude Spellat, per dotarsi di personale ulteriormente specializzato e pronto ad affrontare le sfide del futuro. Temi importanti dal caro energia ma anche dalla ristrutturazione di alcune aree del territorio con il contributo della Regione. Questi temi al centro dell'incontro tra l'assessore alle attività produttive Bini e i vertici dei consorzi industriali. Assessore Bini, poco fa lei ha partecipato a questa riunione dei consorzi industriali. Che cosa è emerso? Che momento è per queste realtà? Devo dire che ho avuto modo di fare il punto con gli stessi per quanto riguarda l'attività portata avanti nel 2022, egregia. Abbiamo i consorzi, abbiamo i territori che stanno rispondendo in maniera assolutamente positiva a quelle che sono le politiche industriali che la Regione sta portando avanti. Abbiamo ulteriori passi importanti da farsi a seguito dell'approvazione del master plan, quindi la riqualificazione delle aree degradate,
tante, ne abbiamo in Friuli Venezia Giulia, in particolar modo nel cosiddetto ex triangolo della SES. Ci stiamo lavorando anche per i regolamenti APEA, quindi la transizione ecologica delle imprese, dei consorzi stessi, del territorio del Friuli Venezia Giulia. Insomma, modelli vincenti, modelli che vengono visti e ci vengono anche copiati da altre regioni, e questo mi fa piacere. Senta, è emersa anche la preoccupazione per il caro energia? Beh, la preoccupazione c'è, indubbiamente c'è, ci si augura che davvero a livello di comunità europea si trovi la quadra, i prezzi nel mercato borsistico di Amsterdam stanno finalmente scendendo, ci auguriamo a breve di vedere anche una ricaduta nelle bollette. Vandalismi nella scuola Valussi di Udine. Questa mattina il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo 2 di via Petrarca ha formalizzato ai carabinieri denuncia contro ignoti dopo che probabilmente nella notte trascorsa qualcuno, dopo l'effrazione di una porta, è entrato nella scuola compiendo atti vandalici ai danni di arredi e ha rovistato anche un po' ovunque all'interno dell'edificio. Non sono stati segnalati ammanchi, il danno è ancora da quantificare. Esercenti udinesi fortemente divisi sull'ordinanza in vigore da oggi che impone la chiusura delle porte dei locali per evitare la dispersione di calore. Da una parte c'è chi afferma che si tratta di un provvedimento fuori luogo, troppo limitante, per altri è una disposizione scontata ma utile. Sentiamo. Siamo all'interno di uno dei locali che insistono su piazza Garibaldi e vogliamo chiedere a alcuni esercenti udinesi che cosa ne pensano dell'ordinanza che impone la chiusura delle porte. Lei come si sta adeguando o meno a questa nuova ordinanza? Se l'ordinanza si riferisce alla presenza o meno dell'impianto di riscaldamento, io in questi locali l'impianto di riscaldamento non ce l'ho e quindi potrei tenere aperto. Se invece l'ordinanza si riferisce al fatto, all'intervallo temporale per il quale gli impianti di riscaldamento devono essere aperti, mi toccherà tenere chiuso, però vorrei che qualcuno me lo chiarisse. Senta, che opinione ha rispetto a questa ordinanza delle porte chiuse? È una cavolata, non ha alcun senso, a parte che adesso fa caldo, quindi è inutile continuare a dire di accendere il riscaldamento e le porte, come vedete, sono aperte. Diciamo che tenere chiuso sicuramente non invoglia il cliente ad entrare. Difatti noi teniamo tutto aperto, anche le vetrate, e la gente apprezza questo. Non sono molto d'accordo perché in relazione a come è dislocato l'immobile uno decide se tenere aperto o chiudere le porte. Beh, mi sembra fuori tempo e fuori luogo, cioè se doveva essere fatto prima. E se questa decisione serve per risparmiare, io dico che va bene, insomma, è una cosa necessaria, indipendentemente da quello che il sindaco decide. Il gruppo consigliare della Lega ha presentato un disegno di legge che arriverà ad approvazione a febbraio, prevede interventi a supporto di famiglie e imprese, un budget iniziale di 3 milioni di euro che saliranno a 5. Un lungo elenco di interventi per rispondere alle necessità delle imprese, ma non solo, accaduta anche a quelle delle famiglie. Il gruppo consigliare della Lega ha presentato la legge Omnibus che prevede interventi di discipline come l'acquacoltura o l'acquaponica all'interno del sistema legislativo regionale. Pensiamo ad esempio alla promozione della riqualificazione dei borghi storici, la grande attenzione rivolta all'economia del mare e quindi le grandi ricchezze che possono derivare dalle attività economiche legate a questo settore importante dell'economia del Friuli Venezia Giulia. Ci sono poi norme per contrastare l'usura, semplificazione in materia edilizia urbanistica, si favorisce l'economia circolare, la riqualificazione dei centri più degradati delle grandi città, l'imprenditoria femminile nei piccoli centri, alcune misure che vogliono in qualche modo consentire anche di andare a semplificare alcune discipline già adottate in precedenza. Pensiamo ad esempio al mondo dell'associazionismo con la legge 7/2019, tendenzialmente quindi semplificazione da un lato e dall'altra misure di crescita e di sviluppo dell'economia regionale. La legge prevede un pacchetto risorse per 3,2 milioni di euro che saliranno a 5 secondo il Carroccio ed è aperta al contributo di tutti già dai lavori in commissione fissati a novembre per poi arrivare in aula a febbraio.
Treni in ritardo anche di 30 minuti sulla linea Venezia-Trieste. I disagi al traffico ferroviario sono iniziati attorno alle 17:12 per la presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari nel tratto tra Bivio d'Aurisina e Monfalcone. La situazione è stata risolta solamente dopo l'intervento delle forze dell'ordine alle 18, ma notevoli sono stati i rallentamenti e gli effetti sulla mobilità ferroviaria da Udine a Tarvisio. Un treno ad alta velocità e 10 regionali hanno subito complessivamente arrivi posticipati dai 20 minuti alla mezz'ora. Ed ora la pagina della sanità. È stato presentato oggi in Regione il primo trapianto di fegato da paziente in vita con tecnica robotica. Riduce notevolmente l'impatto sia sul paziente che riceve che sul donatore. Un lavoro di squadra che avrà ricadute in tutta Italia. Al centro trapianti di Modena è stato eseguito nei giorni scorsi il primo trapianto di fegato da paziente in vita con tecnica robotica. L'operazione è stata annunciata nel corso del 45° congresso nazionale dedicato ai trapianti e in corso a Trieste. Abbiamo eseguito il primo trapianto di fegato con approccio sul donatore con tecnologia completamente robotica. Questo si traduce in una ripresa funzionale molto veloce del donatore, infatti è andata a casa dopo 2 giorni. La mamma, una donna di 68 anni ammalata di tumore al fegato, è andata a casa dopo 6 giorni, attualmente sta benissimo e quindi siamo molto felici di aver potuto dare questa opportunità al figlio, alla mamma, con un programma assolutamente innovativo e tecnologicamente molto avanzato. Modena è stato il centro di sperimentazione in quanto un numero molto elevato per questo tipo di interventi e può aprire la strada, come ha sottolineato Massimo Cardillo, direttore del Centro Nazionale Trapianti, a un programma che va sviluppato in una logica di rete e di sistema. All'ospedale San Polo di Monfalcone è stato inaugurato un centro per i disturbi dell'età evolutiva che darà supporto a 1.300 bambini. Il nuovo centro per i disturbi del neurosviluppo e psicopatologia dell'età evolutiva è realtà. All'interno dell'ospedale San Polo di Monfalcone è stata inaugurata la nuova struttura. A beneficio dei bambini, delle loro famiglie, una struttura, una forte integrazione sociosanitaria. Ed è un risultato importante, vediamo anche come sia stato raggiunto nel periodo in cui è stato raggiunto, che non è stato sicuramente un periodo facile, e con la spinta anche di tutto il sistema di questa comunità, a partire dall'associazione Dinamici, che non si sono mai fermati. Poi hanno trovato naturalmente l'azienda sanitaria, la regione, ma anche tutto il sistema attorno, gli enti locali. Questo è un risultato a beneficio di tutti, è la strada sulla quale bisogna marciare senza esitazione. La Regione ha stanziato un fondo di 1,4 milioni di euro a cui si aggiungono altre risorse dei privati, tra cui 60.000 euro della BCC, attraverso i quali l'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina ha avviato i lavori. La richiesta di creare il centro è arrivata in maniera forte dal territorio e in particolare dalla sindaca Anna Maria Cisint, che si è detta emozionata davanti al risultato raggiunto, grazie soprattutto all'associazione Dinamici, ideatrice del progetto nel 2017 e che ha visto anche sostegni di tipo privato. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga ha parlato di un esempio del modello di integrazione sociosanitaria che vede l'ospedale come punto di riferimento per il solo momento acuto dell'emergenza e della malattia e delle strutture territoriali per la gestione della prima e del dopo acuzie. Sono già 1.300 i bambini e ragazzi che fruiranno del servizio. E da oggi è possibile prenotare la 5ª dose del vaccino anti-Covid, terzo richiamo booster, anche per le persone over 60. Lo ha reso noto il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi, precisando che le categorie a cui questo richiamo è prioritariamente raccomandato sono persone over 80 e over 60 con fragilità e ospiti delle case di riposo. Il metaverso e le sue possibili applicazioni nel settore della moda sono state al centro di un incontro organizzato dalla Camera di Commercio di Pordenone Udine, nel capoluogo friulano. Il metaverso può essere un'interessante via di sviluppo per il settore della moda, ma è ancora troppo presto per basarci i propri investimenti. È quanto emerso dal convegno organizzato dalla Camera di Commercio di Pordenone Udine e da Federmoda, un convegno non certo tradizionale, perché parte dei relatori si trovavano proprio nello spazio digitale chiamato metaverso, intervenendo da tutta Italia, dalla Spagna e anche dalla Grecia. Presente fisicamente a Udine invece Marco Camisani Calzolari, divulgatore scientifico che ha voluto sottolineare agli imprenditori l'importanza della sperimentazione, sempre però con coscienza.
C'è bisogno di tornare alle basi, far capire bene cosa significa oggi avere un buon sito, avere un buon e-commerce, saper promuovere correttamente i prodotti online, saperli vendere all'estero, saperli promuovere all'estero. Quelle basi sono meno cool, sono meno il futuro da inseguire, perché tutti cercano questa chiave magica che risolve i problemi. La chiave magica non esiste, non sono nel mondo cripto, non nel mondo blockchain, non nel metaverso, niente. Sono le basi che dovremmo usare bene tutti, e quelle possono aiutare i piccoli, i medi, i grandi hanno altri problemi, a riprendersi, a sviluppare, a creare. Quindi bisogna tornare lì. Sta lì la vera crescita e quello di cui oggi c'è bisogno. Sono partite questa mattina le lezioni del nuovo biennio all'Istituto Tecnico Superiore MITS di Udine con le novità di Ecodesign ed Energy Specialist. Salgono a 7 i percorsi attivati. Salgono da 5 a 7 i corsi attivati al MITS Academy Udine e sono 131 i futuri tecnici superiori che oggi iniziano il percorso formativo. In una fase di forte evoluzione dell'industria manifatturiera verso la frontiera del 4.0 è sempre più centrale la ricerca di figure altamente specializzate, ma cresce il gap tra giovani formati alle competenze tecnologicamente evolute richieste dalle aziende e quelli pronti ad essere inseriti nel mondo del lavoro. Un gap che MITS si propone di colmare. Alle sedi didattiche di Udine, l'Isis Malignani e il Liceo Sello e di Feletto Umberto si aggiunge quella al Carnia Industrial Park. Le aziende hanno una grande necessità di trovare figure professionali con competenze innovative e avanzate. Lo conferma il livello di occupazione dei ragazzi, dei tecnici superiori che sono usciti a luglio, ma si presentano nuove sfide. Le nuove sfide sono quelle del green e quindi la capacità degli ITS e del MIS in particolare di affrontare nuove sfide. Quindi un corso di Energy Specialist, quindi centrato sul formazione di tecnici superiori per la gestione e manutenzione di impianti che sono di tipo sostenibile, efficienza pulita, e dall'altra parte l'ecodesign, quindi come incrementare e allungare la vita di un prodotto, renderlo sostenibile oltre che bello. Per noi il learning by doing, ovvero imparare facendo, è uno dei punti cardine. Abbiamo la fortuna di esserci dotati in questi anni di laboratori importanti, di laboratori all'avanguardia, nella robotica, non solo, nella manifattura, e li stiamo implementando ulteriormente nel mondo della digitalizzazione, e questo rende noi e i nostri corsisti dà loro la possibilità di imparare facendo, imparare direttamente su quelle che sono le attrezzature che poi trovano nelle aziende manifatturiere. Mi sto trovando un sacco bene qui al MITS, sono un sacco di competenze nuove che sto acquisendo e gli insegnanti molto preparati, in quanto sono comunque dei tecnici che vengono da aziende. Di sicuro si mettono le mani in pasta, in quanto dopo la prima parte teorica che si fa con gli insegnanti poi si passa all'applicazione pratica, ed è questo anche il grande vantaggio che offre la scuola. Appuntamento domani con l'eclissi di sole in Friuli Venezia Giulia. Il fenomeno sarà più evidente rispetto ad altre regioni. Le nuvole però si devono diradare. Dopo l'eclissi lunare del giugno scorso, il 2022 ora ci regala un'eclissi solare. L'appuntamento per gli appassionati, ci spiega Stefano Codutti del Circolo Astrofili di Talmassons, è previsto per domani con inizio alle 11:18. Il massimo, con la percentuale di sole oscurato dalla Luna del 27%, è previsto per le 12:14. L'evento terminerà alle 13:10. Il Friuli Venezia Giulia è la regione italiana in cui il fenomeno, tempo permettendo, sarà maggiormente amplificato. L'ultimo evento di questo tipo osservato in Friuli Venezia Giulia risale al 1999, quando il Sole fu oscurato dalla Luna con una percentuale superiore al 90%. Durante l'eclissi la Luna si frappone tra il Sole e la Terra, bloccando temporaneamente i raggi verso il globo. Quella di domani è un'eclissi di tipo Saros, la 50ª della serie. La prima si è verificata il 6 marzo del 1049 e l'ultima, la numero 73, è prevista per l'11 marzo del 2347. Gli astrofili ribadiscono che è meglio evitare di guardare il sole a occhi nudi. La radiazione luminosa potrebbe provocare danni alla vista. Per essere sicuri è meglio dotarsi di appositi filtri disponibili online e nei negozi di materiale astronomico.
La prossima eclissi visibile dall'Italia è prevista per l'agosto del 2026. Incontro toccante ieri pomeriggio a Tualis, attorno alla tomba di Don Pierluigi Di Piazza. Nemmeno dopo la morte, Don Pierluigi Di Piazza smette di sollecitare le nostre coscienze ed arricchire il nostro animo. Quello che si è vissuto domenica, vicino alla sua tomba, è stato un incontro collettivo, profondo, commovente. In tanti hanno risposto all'invito del fratello di Pierluigi, Vito, di ritrovarsi non per una cerimonia commemorativa, ma per quello che è stato a suo modo un momento di preghiera, pochi giorni prima della festa di Ognissanti. C'erano i canti più amati da Don Pierluigi, sono state lette alcune sue riflessioni, che oggi, ancora di più, ci spingono a mantenere lo sguardo alto e a puntarlo lontano. A Tualis, tra le montagne amate da Pierluigi, quelle che gli hanno insegnato a guardare oltre, senza mai girarsi dall'altra parte, il dialogo con il sacerdote dell'accoglienza si è nutrito di nuovi elementi. Tra i vari brani proposti, quello del racconto della prima messa celebrata proprio nella chiesa di Tualis. Molto toccante è stato l'intervento del professor Angelo Floramo, che ha raccontato del percorso da lui stesso intrapreso, insieme alla futura moglie, con Pierluigi in preparazione del matrimonio. E io ricordo all'epoca che ti dissi: ma Pierluigi, tu mi conosci, io sono molto imbarazzato perché io, lo sai bene, non credo in Dio. Tu sei rimasto zitto un attimo e hai detto: beh, che problema c'è? L'importante è che lui creda in te. È spettato al fratello Vito chiudere l'incontro, spiegandone il senso e immaginando la reazione di Pierluigi a quell'incontro nel cimitero di Tualis. È un momento di grande preghiera. Siccome lui era generoso, condivideva con gli altri, direbbe: queste cose, quello che avete fatto oggi è intanto per tutti i morti di questo cimitero, per tutti i morti dell'Italia e del mondo, per i martiri e per quelli che non hanno sepoltura degna. E uno speciale dedicato all'incontro di Tualis andrà in onda questa sera alle 22:30. Il nostro telegiornale termina qui, tra pochissimo l'informazione sportiva, poi le previsioni del tempo a cura di Antonino Renda. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata in compagnia di Telefriuli. Arrivederci.